L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento firmato dalle opposizioni ed alcuni dipendenti di centrodestra che impediscono al governo targato Musumeci di procedere a nomine nelle aziende sanitarie e nelle aziende controllate e partecipate nei 180 giorni, quindi 6 mesi antecedenti alle elezioni. I capigruppo di Fratelli d'Italia e Diventerà Bellissima Elvira Amata e Alessandro Aricò avevano chiesto alla Presidenza dell'Assemblea, rappresentata in aula dal vice Roberto Di Mauro, il rinvio dell'emendamento in commissione di merito, ipotizzando anche profili di incostituzionalità, ma il testo è stato posto ai voti ed è stato approvato. Si tratta pertanto di un provvedimento che in un certo qual modo ricalca il cosiddetto semestre bianco, ovvero l'impossibilità del Presidente della Regione di sciogliere le Camere nei 6 mesi antecedenti alla scadenza della sua carica. In Sicilia adesso il Presidente della Regione Musumeci non potrà procedere alle nomine di vertice fino alla scadenza del suo mandato il prossimo autunno. Il divieto è valido anche per la sua giunta. Gli assessori regionali non potranno procedere con nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della regione, in enti, in aziende. L'incarico sarebbe nullo. Lo stop arriva in un contesto politico che vede la maggioranza a pezzi. Le dimissioni dell'assessore Roberto Lagalla, perché candidato a sindaco di Palermo, l'avviso di garanzia a Ruggero Razza e il dibattito tra Musumeci e Scilla in pubblico durante una conferenza stampa.